Ancora una tragedia della disperazione nelle acque del canale di Sicilia. 10 migranti, 6 somali e 4 eritrei, sarebbero morti in mare durante la traversata tra la Libia e le coste italiane. Lo hanno riferito i 48 profughi soccorsi ieri a bordo di un gommone che navigava a circa 60 miglia a sud di Lampedusa, dalla nave Orione della Marina Militare e da una motovedetta della Guardia Costiera. Ieri, nel primo pomeriggio, la nave Orione della Marina aveva soccorso un barcone in difficoltà con a bordo 48 migranti, di cui 12 donne, 3 delle quali incinte, a circa 60 miglia a sud di Lampedusa. Sono stati gli stessi extracomunitari a lanciare l'SOS con un telefono satellitare. Le operazioni sono state condotte dalle unità italiane nonostante l'imbarcazione si trovasse nelle acque SAR di competenza maltese. I profughi erano su un gommone alla deriva che rischiava di affondare a causa del mare forza 4-5. I superstiti giunti in serata a Lampedusa, profondamente provati dalla traversata, hanno ribadito quanto avevano già sostenuto nel corso delle loro telefonate. Le 10 vittime sarebbero finite in mare poche ore dopo la partenza, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, da un porto al confine tra la Libia e la Tunisia. Il racconto viene ritenuto attendibile dagli operatori umanitari che hanno raccolto le testimonianze degli immigrati. I 48 superstiti sono già stati imbarcati sul traghetto di linea che li trasferirà a Porto Empedocle. Il soccorso e il salvataggio dei 48 migranti non è stato semplice, il mare era forza 4 ed il gommone ballava molto. Li abbiamo intercettati ieri poco prima che facesse buio e tutti quelli che erano a bordo li abbiamo salvati, sottolinea il comandante della Capitaneria di Porto di Lampedusa, il tenente di vascello Giuseppe Cannerile. Il centro di accoglienza di Lampedusa dallo scorso anno è inagibile in seguito ad un incendio doloso appiccato durante una protesta dalle migliaia di tunisini che erano ospitati lì da molte settimane. Intanto radio migranti e anche note riservate dei servizi segreti italiani annunciano che grazie al bel tempo possano riprendere in grande stile i viaggi della speranza dalle coste libiche e tunisine verso l'isola di Lampedusa.